Sono scesi solo a metà pomeriggio i tre operai che erano saliti questa mattina su una gru a 20 metri di altezza in protesta per non aver ricevuto ancora 3 stipendi arretrati. Sono parte di un gruppo di 12 lavoratori che stanno realizzando il nuovo complesso residenziale all'interno del villaggio americano a poca distanza dalla caserma Ederle. Gli operai appartengono ad una società in subappalto, l'ultimo anello di una catena che fa capo alla ICM del gruppo Maltauro, che avrebbe già saldato regolarmente quanto commissionato. Sono l'ultima ruota del carro, potremmo dire. Questi lavoratori sono quelli che pagano ciò che la legge e la norma oggi permette nei subappalti, quindi avere una serie di subappalti che non permette alla capofila, diciamo, a chi ha la responsabilità principale del cantiere di avere certezza dei pagamenti, degli salari dei lavoratori che si sono onestamente guadagnati è una vergogna. Una protesta clamorosa arrivata a seguito di un lungo periodo in stato di agitazione. E anche ieri hanno messo a repentaglio la loro vita per riuscire a recuperare il proprio salario. Noi chiediamo assolutamente che ci sia l'intervento dell'ICM che ha in mano il cantiere, che sappiamo è già intervenuta in altre situazioni per sanare il salario di altri dipendenti che erano nelle stesse condizioni, e quindi di porre fine a questa protesta che ovviamente mette, ripeto, a repentaglio anche la vita degli stessi lavoratori. A seguito dell'intermediazione della questura, nel primo pomeriggio si è svolto un primo incontro in prefettura tra lavoratori, sindacati e i rappresentanti della società subappaltante. I dipendenti hanno chiesto e ottenuto un confronto anche con i rappresentanti della società capofila ICM, incontro fissato per lunedì prossimo. Per questo gli operai alla fine della giornata sono scesi dalle gru. Protesta sospesa per il momento.